E amici bellini, campioni, campionissimi, destini, i forti, quelli fortissimi, non c'è conferenza, quindi la facciamo noi, facciamo domande, risposte, probabile formazione, perché il campionato è ancora lungo e ci servono punti per raggiungere, no, non ci servono, dobbiamo però onorarlo il campionato, andare fino alla fine, magari un record di punti, non so se... Cominciamo! Eh sì, amici bene, perché ci sono ancora 15 punti a disposizione e non dico di farli tutti e 15, però arrivare a un numero importante. Io tengo sempre quel tarlo dei 91 punti che è molto simbolico, ci sono tanti simboli. Alex Andres, benvenuto sul canale, come tutti i nuovi iscritti e tutti quelli che lasciano i like tutte le volte, che siete i miei eroi, mi fate contento, lo sapete, no? Veramente bellissima questa foto, l'immagine di Spalletti, perché poi noi abbiamo fatto tutte le bandiere sul fluido.net, tutti i gadget con i giocatori rappresentativi, quelli simbolici. Il mister però merita, il mister merita. E andiamo con un Ambrabam tattico ad essere pronti a parlare anche della formazione. Però forse io devo fare gli screenshot, perché con gli screenshot andiamo a vedere un po' di ipotesi, visto che ne stavamo parlando con gli amici abbonati, ecco, con gli screenshot. Per esempio, perché dato che non sappiamo, noi abbiamo il report dell'allenamento di oggi che dice che Politano ha svolto tutta la seduta in gruppo. Ora, voi credete, ci possiamo divertire nei commenti, visto che non abbiamo domande da fare a Spalletti. La domanda a Spalletti, ma quale emozione, ma che emozioni, ma quanto è importante il pubblico e quanto vi interessa continuare così a vincere? Spalletti praticamente già ci ha risposto, perché lui ha detto io me la godo, sì, ma me la godo fino a un certo punto perché devo tornare subito al lavoro. E in questi giorni, in queste ore, subito si sta parlando, se ne va quello, si smantella la squadra, non si sa di Spalletti e non si sa di giocatori, Kim, Osimhen, eccetera, eccetera. De Laurentiis ovviamente non si fa attendere, parla e sta a ruota libera, ma è giustamente, almeno adesso lo capisco. E quando siamo in corso d'opera, che è meglio Mosca, adesso capisco che padre si deve togliere le soddisfazioni e merita di togliersele anche lui. Però dice come al solito le solite punzecchiatine, quelli scontenti se ne vanno, non tratteniamo nessuno, discorsi anche logici che poi può cavalcare dopo quello che è successo quest'anno. Certo, non ti può andare sempre bene, non è che puoi sempre smantellare e indovini sempre. Ecco perché poi è la posizione di Giuntoli che è quella che più ci interessa, a seguire quella di Spalletti e poi dei giocatori chiave. Però la domanda adesso è, con la Fiorentina, che tra l'altro ricordiamoci che ci ha tolto 2 punti all'andata, potevamo festeggiare prima, così non si fa cose del poi, ma è anche una squadra che ci ha scotoliato in Coppa Italia l'anno scorso. E insomma è una squadra che ha cominciato male il campionato ma che è andata in crescendo. Italiano probabilmente ha bisogno di più tempo, giocavano probabilmente bene anche prima, però poi non segnavano, erano un po' spuntati, adesso sono diventati un po' più efficaci. Insomma, e deve essere partita vera, sarà partita con grande entusiasmo da parte del pubblico. Quanto vi interessa il pubblico? Sicuramente. Però mantenere i titolari e fargli fare la passarella, oppure cominciare a farci vedere qualcuno dei nuovi? Qualcuno sarà esausto, rischi, se lasci quelli là esausti e anche appagati, poi di non fare partita vera. Ci sono tantissimi discorsi che si possono fare e leggiamo un po' di formazioni che mi hanno mandato gli amici abbonati. Per esempio il buon Fabio Versatile, Meret, quindi conferma il portiere, che anche lì magari con lì, Beresischi, Ostigard, Kim, Olivera, Demme, Anghissà, Elmas, Lozano, Kvaraosi. Ovviamente lui mette prima le ali e poi la punta, e questa è una delle possibilità. Tra l'altro Politano, quindi sappiamo che è ritornato in gruppo. L'unico che secondo me possiamo mettere di sicuro nella formazione è Olivera, perché l'unico indisponibile ancora è Mario Rui, che ha fatto le terapie. Davide invece dice Gollini, Beresischi, Rachmani, Ostigard, quindi via Kim, in questo caso Olivera, e ci mette Anghissà,
Gaetano al posto di Lobotka, interessante. Zielinski, Zerbino, Simen, Kvara. Non fate caso a come sono scritti, perché poi alcuni telefoni non aggiustano le cose, non fa niente. Alessandro dice Gollini, Beresischi, Rachmani, JJ Olivera. Anch'issa Lobotka, Zielinski, quindi conferma il centrocampo. Lozano, Osimhen, Elmas. Molto interessante. Qui abbiamo Jacopo che dice Gollini, dobbiamo capire se riscattarlo. Di Lorenzo, Ostigard, JJ Olivera, Anghissà, addirittura dal 65esimo Demme, Lobotka, Zielinski, Raspadori a destra, Osimhen, Kvaratskhelia. Molto molto interessante. Qui abbiamo Ivan che dice Meret, Di Lorenzo, Kim, JJ Olivera, Zambolo, Bozielo, Ciuchi, Victor, Kvara. Quindi si mantiene una formazione praticamente ideale, fai riposare solamente Rachmani. E vediamo Domenico ancora, Meret, Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera, Anghissà, Lobotka, Zielinski, Lozano, Osimhen, Raspadori. Quindi ancora pochi cambi. Diego, Alex, Giovanni, Amir, Minje, Mattias, Stanislav, Piotr, Andrei, Frank, Irving, Victor, Kvicia. La passerella la si fa fare ai titolari. Portiere, Enzo dice portiere, Di Lorenzo, centrale, terzino, Lobotka, centrocampista, ala, attaccante. In pratica lui dice Di Lorenzo e Lobotka devono giocare sempre, poi dopo il resto si vedrà. Daniele invece dice Meret, Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Olivera, Demme, Anghissà, Zielinski, Elmas, Raspadori e Lozano, quindi con Raspadori falso 9. Vincenzone dice Meret, Beresischi, Amir, JJ, Olivera, Demme, Dombele, Zielinski, Elmas, Simeone e Raspadori. Gollini, Di Lorenzo, Rachmani, JJ, Olivera, Zielu, Demme, Anghissà, Lozano, Osimhen, Elmas. Meret, Di Lorenzo, Ostigard, Rachmani, Anghissà, Lobotka, Elmas, Lozano, Osimhen, Kvara. Kim fuori perché chiaramente già in fase di cessione. Ovviamente questa è una cosa polemica, visto che ci stiamo scambiando messaggi dove dicono, arrivano già le notizie di mercato, sono tutte le cessioni subito che se ne va. Vabbè. Ah no, questa è un'altra cosa, ne approfitto, non volevo fare un video a parte, però io ieri, quando è stato ieri, sono stato taggato su Instagram da un tifoso di cui nascondo il nome volontariamente, perché uno non deve fare, uno la privacy, e due non devono diventare famosi certa gente. Complimenti al Napoli e ai napoletani sportivi, tra virgolette, per la vittoria dello scudetto. Complimenti ai ragazzi. Poi taggano un paio di youtuber che non cito proprio perché voi poi non lo potete trovare, e tagga me. Io ringrazio, però vado a vedere le altre storie, e tra le altre storie di questo tifoso della Sampdoria: festeggiate nella vostra città, onore agli ultras dell'Udinese. Cioè tu mi fai complimenti per la vittoria del Sportivo e poi dai onore agli ultras dell'Udinese che ci hanno presi a cinghiate, e stanno girando le immagini, non ve le faccio vedere assolutamente perché sono di una violenza gratuita, pazzesca. Poi abbiamo anche saputo, perché adesso stanno facendo le indagini, che i nostri ultras se ne sono stati buoni, sono i padri di famiglia che sono scesi sul campo a festeggiare e sono stati aggrediti con le cinghiate. Quindi io ho risposto a questo qua, ho detto non ti permettere mai più, non voglio avere niente a che fare con te, non mi taggare mai più. No, non mi hai capito. No, io ti ho capito benissimo. Tu, come tutti gli altri, rimarchi la cosa di dovete festeggiare a casa vostra questo discorso qua, perché non esiste proprio. Voi l'avreste fatto pure voi, e non è così, perché noi siamo famosi come tifoseria in Italia. Quando il Milan ci ha vinto uno scudetto in faccia, noi abbiamo applaudito. Quindi si va oltre il non festeggiare a casa vostra. Noi abbiamo applaudito sportivamente a chi ci stava vincendo uno scudetto in faccia in casa nostra. Quindi non esiste proprio. E questi tag e queste cose dovete vedere quando vi tag, perché poi adesso usciranno tantissimi che fanno i complimenti. Da Juventino complimenti, da Milanista complimenti, da Interista siete stati bravissimi. Bene. Però guardateli bene in faccia, guardate il prima e il dopo, cercate di capire se sono complimenti sinceri, che ce ne sono, sicuramente ce ne sono, o sono di facciata perché vogliono avere un momento di notorietà, e poi sotto sotto sono peggio di quelli che hanno fatto le cose a Varese, a Salerno, a Bergamo, eccetera eccetera, perché io non ci sto a farmi prendere in giro. E tra l'altro abbiamo saputo che, non so, tipo 8.000 di multa per i napoletani perché abbiamo rovinato il Prato, giustamente, e 2.000 a loro perché hanno intonato qualche coro. Ci hanno preso e ammazzate, ci hanno preso a cinghiate. Quindi fate le vostre indagini per bene e non fateci ridere.
e non fateci. Insomma, l'Ambrabam tattico sta qua. Mettiamo, tra l'altro che bello che le ultime partite si sono giocate in maglia azzurra. Non vedo l'ora che si sappia la maglia dell'anno prossimo. Poi ne dobbiamo parlare anche della maglia dell'anno prossimo. Arriveranno molti video, però c'è la cronaca, e la cronaca significa che dobbiamo ancora andare a giocare. Non c'è la conferenza e la facciamo noi. Gollini, io ce lo metto Gollini qua. Prima partita dove Meret si può riposare. Capitano, mettiamocelo Bere. Io vorrei far riposare proprio quelli che non hanno riposato mai, cioè Meret, il capitano, e anche Lobotka. Vediamo Gollini, vediamo Beresischi, Rachmani, Ostigard qui, Kim qui. Olivera deve giocare. A centrocampo Diego Demme, uno di quelli che ha lasciato una squadra che era prima in classifica per venire a Napoli, attaccato, che ha giocato pochissimo. Spalletti ha sempre detto colpa mia che non lo faccio giocare. Demme qui, a chissà, anche lui ne ha giocate tantissime. Però non credo in Ndombele, perché sì, Ndombele avrebbe senso vederlo per capire se lo vuoi riscattare, però secondo me il Napoli ha già deciso. E quindi qui magari se non vuoi far giocare Anghissà ci puoi mettere un Elmas, ci puoi mettere un Gaetano, ci puoi mettere un Elmas, e qui invece confermerei Zielinski, che invece ne ha saltata qualcuna, ha saltato qualche minuto ultimamente, e quindi si può fare. Qua io ci metto Raspadori per far riposare un po' Kvara, e qua ci rifacciamo tornare Politano. In attacco vorrei vedere Simeone dall'inizio, però c'è l'idea che possa giocare Osimhen per fargli fare gol, perché sta lottando per il capocannoniere. Tra l'altro dovrebbe stare tranquillissimo, non so adesso quanti gol di distacco c'ha da Lautaro, ma insomma. La formazione quindi prevede la conferma solo di Kim, Olivera, Zielinski, da quelli che possiamo considerare veramente titolari. Sarebbe una bella rivoluzione. Veramente dobbiamo tirare a indovinare. Se ne indovino 5 o 6 di questi qua già sono contento, perché è difficilissimo capire adesso cosa c'è nella testa di Spalletti, farli rimanere sul pezzo, dare subito la passarella agli altri, far giocare un po' Zerbin. Veramente non lo possiamo sapere, perché non abbiamo notizie in merito, non ci sono le domande, non c'è la conferenza. Il Napoli ha saltato anche conferenze importanti, figurati se non saltava questa qua della festa, dove sarebbero arrivate domande probabilmente inutili. Spalletti meno ha a che fare con l'ambiente dei giornalisti, meglio sta. Lui preferisce farsela con i suoi giocatori, ed è anche comprensibile. Vediamo cosa succede, scrivetemi la vostra e ci divertiamo, magari domani la confrontiamo, mi leggo tutti i messaggi, mi salvo le formazioni di tutti, voi venite poi durante la reaction, dice lo avevo indovinata io, era proprio questo, c'ho le notizie all'interno, le spie, le talpe. Da New York, Valerio Fluido è tutto, vi bacio forte, state tuned, perché dobbiamo fare la seconda parte del percorso, dobbiamo fare ancora tantissimi contenuti, tirate d'orecchie che devo fare in giro per il mondo. E non taggatemi se siete racisti, non taggatemi se vi piace la violenza negli stati, non taggatemi, non voglio avere niente a che fare con voi. Sembra una parrucca, ma non è vero, perché vedi, cambia. Ma no, che bella, io me li fai. Sono Saveri da soli. Dobbiamo arrivare a 20.000 iscritti, di cortesia, perché questo è l'anno. Avete lasciato i like? Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.